all'interno dell'azienda De Castelli, alla fabbrica dove proprio lavoriamo i nostri materiali. Sono la quarta generazione dell'azienda De Castelli, quindi abbiamo nel nostro know-how una conoscenza della lavorazione abbastanza radicata nel territorio e conoscenza di quelle che sono le caratteristiche dei materiali, ottone, rame, ferro, alluminio, acciaio. In questo momento noi facciamo una produzione seriale dove forniamo i nostri articoli ai negozi di arredamento e una fornitura su misura che diamo, che collaboriamo, che costruiamo in collaborazione con gli studi di architettura e con gli architetti. In questo caso specifico, quando questi due mondi si sono incontrati, quindi De Castelli con Albino Cerato e Filippo, hanno incontrato Andreco, questi due mondi hanno incontrato invece dei linguaggi molto simili. Andreco ovviamente ha un'estrazione scientifica e quindi proviene da un background che in qualche modo si avvicina molto anche al mondo tecnico, che può essere legato ovviamente all'azienda. E l'azienda ha un'attività precisa legata al mondo dell'arte. Quindi in questo caso questi due mondi si sono incontrati e man mano che si conoscevano si sono piaciuti sempre di più. Queste due opere fanno parte del progetto Climate, che è un progetto che trae ispirazione dalle cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici. E qui a Venezia il progetto ha preso ispirazione dalle ricerche sull'innalzamento del livello medio del mare. Ho voluto realizzare un murales e una scultura. Il murales rappresenta in forma simbolica i livelli medi del mare con le previsioni future nel tempo del livello del mare. E nella parte alta invece rappresenta simbolicamente sempre le onde estreme. Sono state riportate sia le quote degli studi internazionali più importanti che le formule che vengono utilizzate, i parametri in gioco per calcolare le onde estreme. Invece più avanti installeremo una scultura, trae ispirazione da altri studi di Ismar CNR, in particolar modo, che è un partner del progetto, che verifica quanto un innalzamento repentino del livello medio del mare andrebbe a incidere sull'esistenza delle piante autoctone della laguna, che sono fondamentali per preservare l'ecosistema lagunare. In questo caso io ho fornito dei disegni digitali che poi sono stati utilizzati per il taglio laser e per poi la realizzazione di questa scultura. Per quanto riguarda l'opera di Andreco, abbiamo realizzato questa sorta di scultura alta all'incirca 6 metri ed è una scultura realizzata da un traliccio di tubolare metallico. In questo caso abbiamo usato due diverse tipologie di profilo, il 60x80 per spessore 2 mm e il 30x80 spessore 2 mm. Una volta saldati e composti questi 6 spicchi che sono stati ingegnerizzati e poi di conseguenza tagliati al laser, siamo riusciti a dare, diciamo, struttura e resistenza a tutta questa piramide fondamentalmente. E insieme abbiamo pensato a delle soluzioni tecniche e degli escamotage di montaggio che hanno reso possibile poi il trasporto a pezzi e un assemblaggio qui sulla fondamenta. Con Andreco è stato entusiasmante il confronto, il capire il perché lui voleva ottenere quelle forme, il perché voleva ottenere quelle dimensioni, perché esprimevano il concetto che lui aveva. Per noi è importantissimo essere stati in grado di assolvere alla funzione di realizzare la sua idea, la sua capacità. Sin dal primo momento che sono entrato in azienda, con Albino e Filippo ci siamo capiti. C'era una passione reciproca per i materiali. Rispetto ad altre esperienze che ho fatto, devo dire, mi sono trovato in un contesto molto professionale, molto esperto, quindi mi sono sentito da subito in buone mani. Queste collaborazioni con questi artisti, con questi personaggi che hanno delle caratteristiche, delle conoscenze diverse da quelle che abbiamo noi, portano ad elevare anche la qualità della produzione nostra. Ed è un momento sempre più di crescita mia, personale, professionale per i miei collaboratori e di crescita di posizionamento anche da parte dell'azienda che entra in ambiti completamente diversi, non strettamente commerciali. Quest'opera non finirà ovviamente con l'allestimento a Venezia, ma continuerà, speriamo magari in qualche altro museo, ma è un'opera che ha una sua importanza anche proprio fisica molto ingombrante, molto importante, ovviamente anche legata all'aspetto proprio contenutistico.